Dunque, la notizia di oggi è questa. Il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso del, diciamolo, fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Al-Masri. Avviso di garanzia che è stato inviato anche ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano. La bomba la sgancia con furore polemico la stessa Premier nel pomeriggio con un video sui suoi canali social. Un capo di governo, 2 ministri e un sottosegretario indagati per il caso che in questi giorni ha fatto scoppiare polemiche feroci all'indirizzo dell'esecutivo e in particolare del ministro trevigiano della giustizia Carlo Nordio. Da più parti accusato di una omissione inaccettabile nel rimpatrio del generale libico Al-Masri, nonostante un mandato di arresto nei suoi confronti emesso dalla Corte Penale Internazionale per omicidi, torture e stupri. Meloni non ci sta e ricostruisce gli eventi a partire dal momento in cui la Corte Penale emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del capo della Polizia Giudiziaria di Tripoli. Curiosamente la Corte lo fa proprio quando questa persona stava per entrare sul territorio italiano dopo che aveva serenamente soggiornato per circa 12 giorni in altri 3 stati europei. La richiesta di arresto della Procura della Corte Penale Internazionale non è stata trasmessa al Ministero italiano della Giustizia, come invece è previsto dalla legge, e per questo la Corte d'Appello di Roma decide di non procedere alla sua convalida. A questo punto, con questo soggetto libero sul territorio italiano, piuttosto che lasciarlo libero, noi decidiamo di espellerlo e rimpatriarlo immediatamente per ragioni di sicurezza. Tra le prime reazioni, quella di Matteo Salvini che con un post su Facebook grida alla vergogna e torna a chiedere con forza la riforma della giustizia, la stessa per la quale Nordio e tutto l'esecutivo sono stati attaccati all'inaugurazione dell'anno giudiziario. E Meloni chiude il cerchio con un monito. Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire. È possibile che per questo sia, diciamo così, invisa a chi non vuole che l'Italia cambi e diventi migliore, ma anche e soprattutto per questo intendo andare avanti per la mia strada. Intanto alla Camera la notizia crea subito scompiglio quando a darne notizia è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni. Perché insomma era chiaro fin dall'inizio, no? Che non era un cavillo burocratico. Sì, però un attimo ragazzi, colleghi, per favore. Onorevole Fratoianni, di questo tanto domani l'ha detto lei, c'è l'informativa urgente, ne parliamo domani. Sì. No, colleghi, Presidente. per favore, No. però vi prego, ordine, colleghi, per favore. Tanto, Fratoianni. per suo tramite consiglierei diciamo un po' di relax, ecco, ai colleghi della destra. Va bene, Sono però dico tanti, della vicenda Almati, domani c'è però un'informativa urgente. No, però Presidente, abbia pazienza. Prego. Io parlo di quel che voglio se è attinente alla materia. Non c'è dubbio, ma siccome Almati... la Corte Penale Internazionale, se permette, la notizia è un avviso di garanzia alla Presidente del Consiglio, al Ministro degli Interni e al Ministro della Giustizia in relazione al caso Al-Masri è perfettamente attinente al dibattito che stiamo facendo. Ma di fatti, collega Fratoianni, non è che io l'ho tolto la parola.